TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con un grave fatto di cronaca. L'Ava Pomestre è stata vittima di un grave atto vandalico nella notte che ha messo fuori uso i mezzi destinati al trasporto dei malati oncologici. Con queste parole il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, ha voluto manifestare la propria solidarietà all'Avapo e condanna del gesto. È un gesto incomprensibile e ingiustificabile, quello di chi ha deliberatamente danneggiato, rendendoli inutilizzabili, 6 dei 10 polmini dell'Ava Pomestre, l'associazione che assiste i malati oncologici a domicilio e li accompagna nel loro percorso di cura. Oltre al danno materiale, comunque rilevante per una realtà di volontariato, è stato causato un danno ancora più grave ai pazienti, che nelle prossime settimane non potranno essere trasportati alle sedute terapeutiche. Esprimo la mia più ferma condanna per questo episodio vile, che colpisce un'associazione che opera con finalità benefiche e gratuite, migliorando concretamente la qualità della vita di chi combatte una malattia difficile come il cancro. Voglio infine esprimere la mia piena vicinanza ai volontari di Ava Pomeste, alla Presidente Stefania Bullo e a tutti i pazienti che usufruiscono dei servizi dell'associazione, dal trasporto alle cure, alla fornitura di presidi medico-sanitari. Ancora cronaca. Nella serata del 4 giugno i carabinieri hanno arrestato un cittadino magrebino presunto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, i militari operanti hanno sorpreso lo straniero nei pressi del parco Piraghetto di Mestre, mentre tentava di disfarsi di un involucro contenente droga e dopo averlo inseguito per un breve tratto, essendosi allontanato dalla zona in sella a una bici, sono riusciti a bloccarlo. A seguito della perquisizione personale sono stati rinvenuti circa 100 grammi di marijuana, già confezionata e pertanto pronta per essere destinata allo spaccio. Dopo l'udienza di convalida, l'autorità giudiziaria ha disposto nei confronti della persona arrestata la misura cautelare dell'obbligo di firma. Tuttavia, lo straniero, ritenuto pericoloso, è stato successivamente accompagnato dai militari del nucleo radiomobile della Compagnia di Mestre presso il centro di permanenza per il rimpatrio di Bari, dove rimarrà in attesa della definizione della pratica relativa alla richiesta di asilo politico presentata in precedenza. È in crescita nel territorio di Veritas il pessimo fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, un comportamento che non è solo socialmente sbagliato, ma pure contrario alle norme e ai regolamenti e per questo viene sanzionato dagli ispettori ambientali di Veritas e dai vigili urbani dei comuni dove Veritas gestisce l'igiene urbana, con multe molto salate, che in alcuni casi possono pure portare a una denuncia. Inoltre la pessima abitudine di abbandonare rifiuti e materiali ingombranti da parte di alcuni utenti maleducati danneggia tutta la comunità, oltre l'ambiente. Lo scorso anno, infatti, il recupero dei rifiuti abbandonati ci è costato oltre 3,5 milioni di euro, costi che poi ricadono sulle bollette di tutte le utenze, anche delle molte che si comportano in maniera corretta. Nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2025, gli ispettori ambientali di Veritas, in servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, hanno effettuato 32.260 controlli ed elevato 1.880 contravvenzioni, anche con l'uso di telecamere disseminate in tutto il territorio di Veritas, le cui immagini sono però controllate dalla polizia locale di ogni comune. La mattina di ieri, giovedì 12 giugno, ha visto lo svolgimento di una complessa e spettacolare esercitazione di soccorso tecnico urgente sulla torre dell'orologio a cura del Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia. L'intervento ha simulato il recupero di un visitatore infortunato nell'ultimo livello della torre, edificio simbolo di Piazza San Marco e parte integrante del sistema museale della Fondazione Musei Civici di Venezia. La manovra ha coinvolto una squadra specializzata in tecniche speleo alpino fluviali SAF che ha effettuato la discesa in sicurezza di una barella dalla copertura dell'edificio situata a 24,40 metri di altezza utilizzando corde, funi e moschettoni. L'operazione, particolarmente complessa per le caratteristiche architettoniche della struttura, si è svolta sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, SABAP, e con la collaborazione della Fondazione Musei Civici di Venezia, della Polizia Locale e del SUEM 118. E chiudi qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.